È stata una brutta botta perché non potevamo immaginare minimamente cosa tramava sotto Pulvirenti e ha recato un danno importantissimo alla città, a noi tifosi che ci identifichiamo con la squadra. È stato un danno immane e speriamo, preghiamo che non ci siano dei risvolti drammatici perché noi tifosi non meritiamo questo e siamo noi i veri sconfitti di tutta questa situazione. Purtroppo sì, se all'inizio dell'anno ci avessero detto che Pulvirenti avesse comprato le partite avremmo pensato subito alla promozione, mai che ci saremmo ridotti a pagare per non retrocedere. Sarebbe stato meglio retrocedere indecorosamente piuttosto che subire questo linciaggio anche mediatico, perché di fatto siamo sputtanati ogni giorno dalle nuove puntate della telenovela delle intercettazioni. Penso che la retrocessione sarebbe una cosa giusta perché chi ha sbagliato deve pagare. Quello che noi non possiamo accettare è la radiazione, perché comunque la squadra in sé, noi tifosi non c'entriamo niente, anzi se avessimo saputo saremmo stati i primi a denunciare, come avevamo un po' fatto attraverso cori e sospetti vari. Siamo nella speranza e speriamo che tutto vada bene, fra virgolette. È abbastanza amareggiato, però penso che sia più giusto ripartire da una categoria inferiore, però con un calcio pulito che rappresenta la tifoseria del Catania, che oggi si sta battendo per l'ideale giusto, che è quello di retrocedere, ma con la consapevolezza di essere per il giusto verso un calcio più pulito.